Si riparte, anche se il viaggio non si è mai interrotto. È bello ritrovarci qui tutti insieme per far vincere ancora la Sardegna. Qui, ora. Il presidente della regione Ugo Cappellacci. Grazie cari amici, buongiorno a tutti, buongiorno agli amici dell'UDC, dei riformatori, di Fratelli d'Italia, dell'UDS, buongiorno ai sardisti, buongiorno agli amici di Zona Franca, lista Randaccio. E buongiorno a Francesco. Chi è Francesco? È l'assessore, il professor Pigliaro, che purtroppo mi hanno detto che ha un po' di influenza, perché, sapete, uno dei nostri giovani ha detto è simpatico, ha un aspetto simpatico, fa tenerezza, perché quando lo vedo sembra mio nonno in jeans. E i nonni qualche volta si prendono l'influenza. Però siamo con lui. E anzi, volevo iniziare perché volevo veramente fare gli auguri al professor Pigliaru e iniziare con un contributo video. Abbiamo realizzato un po' una specie di C'è posta per te. Lo vogliamo vedere insieme? Avanti! Ci accusano di essere cattivi, talvolta maliziosi, noi invece siamo persone per bene generose, una CCIA e una borsa dell'acqua calda con gli auguri di pronta guarigione. E speriamo che non solo guarisca, ma speriamo che si svegli, perché il problema di questi giorni è che è un po' assente, perché lo sento parlare di cose varie e voglio affrontare subito alcuni temi che lui ha richiamato. Prima di tutto l'ho visto l'altro giorno in un servizio, è arrivato, ha tirato fuori dalla tasca una lettera e ha detto con aria di grande soddisfazione e anche con quel sorrisino di chi insomma sa che il gatto che sta per acchiappare il topo, che sta per acchiappare la preda, dice
Ecco l'inganno Tirrenia, scoperto il gioco di Cappellacci. Cappellacci non è vero che si è schierato contro l'operazione Tirrenia, Cappellacci l'ha sostenuta e in questa lettera c'è scritto, è una lettera a firma Cappellacci datata ottobre 2009 e in questa lettera c'è scritto cari ministri, il sottoscritto, il Presidente della Regione, aderisce, concorda sulla procedura di privatizzazione Tirrenia sulla base di quel cronoprogramma che avete stabilito. Buongiorno Francesco, mi pare che sul fatto che la Tirrenia dovesse essere privatizzata e si dovesse superare quel carrozzone di Stato che è stata una tragedia, che è stato un imbroglio per tanti anni, per i sardi nessuno avesse il minimo dubbio. E allora buongiorno, forse si distrae o forse non lo sa, probabilmente siccome l'ho detto, assomiglia, e l'ho detto in epoca non sospetta che l'avrebbero candidato. Sapete com'è che parla Topo Gigio? C'è uno che parla al posto suo, un ventriloquo, e lo fanno parlare senza fargli leggere i documenti probabilmente. Perché vedete, l'operazione Tirrenia, e incominciamo subito a entrare nel vivo delle questioni, l'operazione Tirrenia nasce nell'ottobre del 2009 ed è una delle vicende sulle quali ci siamo scontrati e abbiamo fatto una grande battaglia con lo Stato. Nell'agosto del 2010 si conclude la privatizzazione, la prima fase, viene aggiudicata la gara a una società, si chiamava Mediterranea. Quella aggiudicazione all'improvviso si sostiene, ci raccontano che è un'aggiudicazione che non va bene, viene annullata, la Tirrenia viene messa in amministrazione controllata e parte un nuovo meccanismo, parte una nuova gara. Si ferma anche questa, parte una trattativa privata e dove arriva? Arriva nel luglio 2011 con l'assegnazione a CIN, ai signori del mare, a coloro i quali avevano messo in ginocchio la Sardegna, l'avevano cominciato a mettere in ginocchio pochi mesi prima. Allora, buongiorno Francesco, forse c'è un problema, hai bisogno di capire bene i documenti, però io da questo punto di vista faccio un atto di fiducia nei suoi confronti perché sono convinto che sia in perfetta buona fede. Il problema è un altro, che non capisce proprio, cioè c'è proprio, non capisce proprio. E sempre sulla questione dei trasporti vorrei arrivare a parlare di un'altra cosa, perché se andate a vedere un articolo, ci sono alcuni articoli che risalgono a un paio di settimane fa, un'altra candidata, quella della Sardegna possibile, della Sardegna possibilista, di una Sardegna che verrà, ha criticato il sottoscritto dicendo che io ho commesso il grave torto di non sedermi al tavolo con un armatore, con un grande armatore che ha i suoi interessi in Sardegna. Bene, quella signora o signorina sostiene che io ho commesso il torto di non sedermi al tavolo con il signor Onorato. Lei ha le idee molto chiare, vedo, tant'è vero che ha nominato già i suoi assessori e lei, che dall'alto della sua competenza, si è attribuita la carica di assessore ai trasporti, perché è evidente, ha già le idee molto chiare e sa che cosa deve fare con quei signori, deve fare l'inchino a quei signori. E dico di più, e sono pronto a essere smentito, anzi mi auguro che mi quereli, perché se mi querela potremo andare in tribunale e potremo parlare delle cose e dicendo le cose come stanno. Perché lei ieri ha pubblicamente reso noto quali sono le fonti di finanziamento della sua campagna elettorale. Bene, io ho un amico, un caro amico, una persona affidabile che si è trovato casualmente ad assistere a un colloquio ed era un bel colloquio, era un colloquio con il committente elettorale della Murgia ed altre persone e si stavano lì chiedendo come fare a far entrare nel modo giusto il contributo importante che il signor Onorato stava dando alla signora Murgia. Questo è quello che mi hanno riferito, questo è la trasparenza, stiamo iniziando bene, altro che Sardegna possibile, sinistra possibilista che sta già capendo, cercando di capire quali sono i meccanismi per fare i giusti accordi con i poteri, con i potenti, con le lobby che hanno messo in ginocchio la Sardegna. Noi abbiamo ereditato una Sardegna che 5 anni fa era come una nave alla deriva, era una Sardegna che era guidata da un capitano che aveva costretto i sardi dentro la stiva o li aveva buttati fuori bordo. Era una Sardegna che stava affrontando
venti di burrasca e questo capitano tranquillamente si infilava senza curarsi di quello che succedeva intorno, faceva le rotte di sua iniziativa, era l'uomo solo al comando e aveva la presunzione di avere la scienza, di sapere quello che c'era da fare. E la Sardegna era in ginocchio, la Sardegna aveva i turisti che scappavano perché una tassa sul lusso ideata dal professor Pigliaru aveva fatto scappare i turisti, una tassa che è stata poi censurata dalla Corte Costituzionale. La Sardegna era messa sotto una cupola di vetro dove un piano paesaggistico regionale aveva bloccato completamente lo sviluppo ed era stato fatto anche in quel caso un bel piano che da una parte bloccava a tutti la possibilità di vivere l'ambiente, pensava che si dovesse difendere l'ambiente buttando via l'uomo, allontanando l'uomo dall'ambiente, dall'altro in un fogliettino a parte vedeva le regole per gli amici scritte in modo molto chiaro con le cosiddette intese e milioni di metri cubi venivano assegnati con procedure facilitate, semplificate agli amici e noi che veniamo spesso accusati di essere i cementificatori, cari amici, sappiatelo e questo deve essere chiaro a tutti, noi quello strumento delle intese lo avevamo perché lo abbiamo ereditato, non abbiamo utilizzato una sola volta, non abbiamo autorizzato in deroga un solo metro cubo rispetto a milioni di metri cubi, gli stessi metri cubi che probabilmente qualcuno autorizzava, magari ci pensava e ragionava sempre disegnando a mano sulla cartina della Sardegna, seduto sul terrazzo della sua villa in riva al mare, sulla spiaggia, o forse dalla casa in città sulla scalinata di Bonaria, o forse ancora dalla sua impresa, gli immobili, la sede della Tiscali, che è costruita sullo stagno a Cagliari. E questo... Ieri c'era Matteo Renzi in Sardegna e ho sentito che ha elogiato il signor Soru, tutti quanti chiamano Soru, Pigliaru dice io inizierò da dove Soru ha lasciato, Renzi dice Soru, io ho grande stima di quest'uomo, ma se lo portasse a Firenze a fargli fare l'assessore all'urbanistica, così magari gli costruisce un bel cubo in Piazza della Signoria dove va ad abitare. E allora, cari amici, noi abbiamo ereditato una Sardegna che si trovava in queste condizioni. Abbiamo ereditato una Sardegna contro la quale spiravano venti di burrasca, contro la quale a partire dal 2008 in poi si è abbattuta la crisi più straordinaria degli ultimi anni. Gli esperti dicono che è la crisi più pesante dal 1929 ad oggi. Una crisi che ha messo in ginocchio territori, che ha fatto sì che in realtà come la Grecia ci fosse la guerra civile per le strade, in realtà come Cipro i cittadini non potessero accedere ai propri conti correnti. Questa è la realtà nella quale ci siamo imbattuti. E non bastavano questi venti di burrasca della crisi, abbiamo trovato altri venti di burrasca e ce n'è uno di vento di burrasca che è stato forse il più bastardo, quello che meno di tutti ci saremmo potuti e dovuti aspettare. Ed è stato quello di uno Stato patrigno, uno Stato che è patrigno da lungo tempo, uno Stato che è patrigno da oltre 60 anni, da quando dura l'economia, uno Stato che ha fatto sì che la Sardegna diventasse il territorio d'Italia col più basso indice di infrastrutturazione. Noi non siamo in grado di competere con le altre regioni d'Italia perché abbiamo delle condizioni di sottosviluppo che dipendono proprio da questa disattenzione. E noi, attenzione, non stiamo chiedendo col cappello in mano di far arrivare dal cielo quello che invece vogliamo guadagnarci con la nostra forza, col nostro lavoro. Noi siamo persone capaci di lavorare, persone fiere, dignitose, non vogliamo l'elemosina di nessuno. Noi vogliamo essere trattati a parità di condizioni, perché qualcuno mi deve spiegare per quale motivo le infrastrutture a rete, le autostrade, le ferrovie, le linee del gas, che corrono lungo tutto il territorio italiano, lungo tutto il continente, qualcuno deve spiegare per quale motivo, quando si fermano, ed è naturale che si fermino perché incontrano il mare, perché noi dobbiamo essere trattati
da Fratelli Diversi d'Italia e non dobbiamo vedere le autostrade, le ferrovie, le reti del gas che riprendono a correre dopo il mare. Cosa ci abbiamo di diverso? La condizione di insularità? Beh, certo, la condizione di insularità. Abbiamo dato però anche contributi importanti all'Italia. Abbiamo dato contributi fondamentali. Ieri, appena ieri, la nostra storica, gloriosa Brigata Sassari è partita per la nuova missione in Afghanistan. Grazie, un bel applauso per i nostri sassarini. È quella brigata che ha versato sangue per l'Italia, per l'unità d'Italia, per il Paese, per la patria. È quella brigata che ha contribuito a fare grande l'Italia. E questo è stato il nostro contributo. E noi abbiamo pieno titolo e diritto di essere italiani come tutti gli altri. Noi vogliamo essere sardi, perché prima di tutto siamo sardi, ne siamo orgogliosi, siamo una cosa speciale, e poi fratelli d'Italia. Ma le infrastrutture, dicevo, ma poi altre vertenze. Noi purtroppo in questa legislatura, in questi 5 anni, abbiamo dovuto avviare il più gran numero di ricorsi contro lo Stato che si sia mai visto nella storia della Sardegna. E non l'abbiamo fatto perché siamo particolarmente litigiosi noi, l'abbiamo fatto perché siamo desiderosi di aver affermato i nostri diritti. Abbiamo dovuto avviare un conflitto per la vertenza entrate che non voleva essere riconosciuta, abbiamo avviato un conflitto per il patto di stabilità, abbiamo avviato un conflitto per la Tirrenia perché avevamo fatto il ricorso e la consulta ci ha dato ragione, abbiamo un conflitto in corso per il piano paesaggistico perché lo Stato ha voluto far ricorso contro il nostro piano paesaggistico, quello che noi abbiamo fatto dopo aver consultato tutti i sindaci della Sardegna, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, dopo esserci consultati con tutti, aver fatto un piano che è condiviso dai sardi e ci hanno fatto il ricorso. Abbiamo dovuto combattere quando volevano trasferire un'opzione di nucleare e scorie nucleari e noi in nome della nostra tanto vituperata autonomia abbiamo fatto un referendum, ci siamo espressi con un no grande e forte e abbiamo avviato un progetto alternativo di cui vi parlerò che è Sardegna CO 2.0. Abbiamo detto no ai rifiuti, abbiamo dovuto opporci con determinazione a chi voleva portare le armi chimiche in Sardegna, anche in quel caso ci siamo opposti e abbiamo detto di no. Abbiamo dovuto dire di no quando volevano fare di Porto Torres un grande deposito di carburanti, abbiamo detto no, ci siamo opposti, abbiamo fatto partire la più grande operazione di riconversione industriale per la chimica verde nel filone della green economy. Abbiamo detto di no ai signori del mare e ai signori dei cieli e lo abbiamo fatto con una denuncia all'antitrust che ha portato un risultato, che ha sancito che avevano messo in campo un cartello e che stavano imbrogliando la Sardegna e che facevano aumenti che non avevano nessun senso. Abbiamo in queste ore denunciato un altro rischio straordinario e io per questo rischio ho chiamato a responsabilità il centrosinistra, chiamo a responsabilità il PD perché è un'operazione messa in campo da un ministro della Repubblica del Partito Democratico Italiano ed è quell'operazione straordinaria che stanno facendo che riguarda un quadrato di 21.000 chilometri al largo delle nostre coste dove stanno concedendo concessioni per l'esplorazione per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, cioè vorrebbero mettere a poca distanza dalle nostre coste i pozzi petroliferi. Voi vi ricordate che cosa è successo in America? Vi ricordate quelle fotografie drammatiche con i cormorani completamente ricoperti di catrame, con le spiagge invase dal petrolio e dal catrame? Allora, tutto questo senza sentire il dovere, senza sentire la necessità di consultare la Regione.
Tutto questo l'abbiamo scoperto a cose fatte, con un decreto che è stato fatto in perfetto silenzio ad agosto e che è stato pubblicato, dal quale sono scattati poi i termini, e oggi, a fine gennaio, sono state depositate tutte le istanze, Eni, Shell, Total, le più grandi compagnie che vogliono mettere questi pozzi petroliferi. E il mio avversario, Pigliaru, che cosa dice? Dice, ma ti svegli adesso, è un decreto dell'agosto, cosa ha fatta ormai? Questo è il loro atteggiamento. Quando un ministro del PD fa qualche cosa che va contro gli interessi della Sardegna, prima c'è l'ordine di scuderia, tutti allineati e coperti. L'avete sentito voi protestare per le armi chimiche? Silenzio, silenzio tombale. Lui, il suo segretario regionale del Partito Democratico, che parla solo a sproposito e a vanvera, quando io ho fatto presente che questi signori esponenti della democrazia, loro dicono di essere, si chiamano anche Partito Democratico, loro sono per la democrazia, bene, hanno fatto delle primarie dove 52.000 sardi sono andati a votare, hanno eletto una candidata alle regionali, dopodiché nottetempo hanno fatto l'operazione delle 3 carte e hanno sostituito, con la complicità della segreteria nazionale, con un esponente, con un emissario che è stato mandato in Sardegna e ha coordinato e gestito, fatto la regia delle danze, nottetempo l'hanno fatta dimettere. Dicono no, ma è stato un gesto generoso, si è dimessa volontariamente. Ci ha messo 3 giorni chiusa in una stanza. Ci ha messo 3 giorni chiusa in una stanza per fare questo generoso, per avere questa pensata, e poi sostituiscono la donna con l'uomo, le pari opportunità. E poi questo segretario regionale del PD dice che io sono sessista, che io ce l'ho con le donne perché me la prendo con la Barracciu, che è stata con la decisione della Barracciu. Cioè l'hanno costretta a dimettersi e sono io che me la prendo con lei e cioè è una roba. È una cosa vergognosa, veramente, è una cosa vergognosa. Questi sono i grandi democratici. E in questo contesto, dicevo, abbiamo dovuto gestire questi venti di tempesta e vi ricordo che quando il governo, qualunque governo, che fosse un governo a noi vicino, che fosse un altro governo, perché noi abbiamo iniziato le vertenze, le abbiamo iniziate col governo Berlusconi, le abbiamo proseguite col governo Monti e attualmente le abbiamo in corso con Letta. Non abbiamo guardato in faccia a nessuno. Quando è stato necessario io sono arrivato sino al punto di restituire la mia tessera di partito e di dire prima di tutto al primo posto viene la Sardegna. Questi, per loro, al primo posto viene l'ordine di scuderia è la carriera politica. Bene, noi abbiamo affrontato questo vento di tempesta e non basta purtroppo, perché ce n'è un altro di vento altrettanto tragico. È quello di una Sardegna che ha basato la sua storia, ha basato la sua realtà, le sue opportunità su un modello superato. Su un modello che è superato non da oggi, che è superato da qualche decennio, e con una classe dirigente purtroppo che non ha avuto la forza, il coraggio, la determinazione di affrontare questo momento, di affrontare questa condizione, di aggredire i problemi per cambiare le cose, per portare un cambiamento. E questo modello è un modello che era basato, un grande economista lo ha chiamato il modello della pentola bucata, dove sono state immesse risorse ingenti, il sogno della grande industria, dell'industria pesante. In questo territorio è stato uno dei territori protagonisti, ma non solo questo, il Nord Sardegna, la Sardegna sud-occidentale. Ci sono stati diversi poli che si sono creati all'inseguimento della grande industria, poli che però da 20 anni almeno mostrano i loro limiti. Realtà industriali che non sono in grado di competere nel mondo perché hanno costi troppo alti, perché la mancanza delle infrastrutture incide sui fattori della produzione, perché il costo dell'energia è più alto, perché c'è un costo del trasporto che è più alto, perché il costo del lavoro è più alto di altre realtà extraeuropee dove si può acquisire a condizioni differenti. E allora qual è il problema? Qual è la colpa di tutta la classe dirigente, di tutti?
è stata quella di non prenderne atto, non oggi, non 5 anni fa come abbiamo iniziato a fare, ma 20 anni fa, e cambiare le cose e aggredire i problemi uno per uno. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, l'abbiamo fatta aggredendo tutti questi problemi, l'abbiamo fatta in nome di un cambiamento. Siamo partiti dal presupposto, come diceva un grande scienziato, che non si possono cambiare le cose se tutti i giorni continuiamo a fare le stesse cose. Allora non ci siamo voluti adagiare, non ci siamo voluti lasciare andare a questo vento della rassegnazione. Abbiamo incominciato a cambiare, abbiamo incominciato con le infrastrutture. Sulle infrastrutture abbiamo fatto battaglie importanti con lo Stato. E ne richiamo una perché è diventata l'icona. Non riguarda direttamente questo territorio, ma è una infrastruttura importante per tutta la Sardegna, per il nord Sardegna in particolare, la Sassari Olbia. Perché è un'icona la Sassari Olbia? Perché quando siamo arrivati la Sassari Olbia era un sogno scritto su un pezzo di carta, non aveva niente, non c'erano finanziamenti, non c'erano progetti definitivi, non c'era niente. Noi abbiamo affrontato il problema, abbiamo avviato una battaglia col governo, siamo riusciti a farla finanziare interamente, quasi 1 miliardo di euro, siamo riusciti a farla finanziare, abbiamo fatto decretare lo stato di emergenza. Abbiamo, sulla base dello stato di emergenza e la nomina del sottoscritto quale commissario per l'emergenza, avviato le procedure accelerate per bandire tutti i lotti, sono stati banditi, abbiamo aperto i cantieri, oggi i cantieri stanno lavorando, si sta realizzando. Ma poi, naturalmente, non ci siamo fermati qua, abbiamo avviato decine, centinaia di opere in tutta la Sardegna, facendo, come dire, conto sulle nostre forze, usando i nostri fondi regionali. E nonostante difficoltà di bilancio, nonostante risorse scarse, sono credo oltre 1 miliardo i cantieri e i progetti messi in campo. Parlo delle opere cantierabili, parlo dei piani integrati d'area, parlo dei progetti di filiere e sviluppo locale, parlo di tutta una serie di progetti che sono andati direttamente alle amministrazioni col metodo e il sistema del confronto, del dialogo, del partenariato, perché noi abbiamo lavorato fianco a fianco con le amministrazioni comunali, con i territori, con loro abbiamo stabilito cosa serviva al territorio, con loro abbiamo fatto le priorità e lo abbiamo fatto, badate bene, in modo trasversale. Non siamo andati a guardare gli amici, non siamo andati a guardare i compagni di partito o di coalizione, siamo andati a guardare i territori, siamo andati a guardare i cittadini, le comunità e non ci siamo posti nessun altro tipo di problema e abbiamo avviato una grande rivoluzione. Ma poi, dicevo, infrastrutture, energia, uno dei problemi grossi della Sardegna è quello dell'energia e anche sull'energia noi abbiamo avviato un cambiamento epocale, ma veramente epocale. L'energia è uno dei problemi della Sardegna, noi abbiamo un costo dell'energia più alto di altre realtà, ma soprattutto abbiamo una ripartizione tra le fonti per la produzione di energia che è sballata perché siamo ancora sbilanciati su centrali che lavorano ad olio combustibile, centrali che lavorano col carbone e ci siamo impegnati per cambiare completamente, per andare verso il conseguimento dei criteri dettati dall'Europa, Europa 2020, lo abbiamo fatto partecipando direttamente ai tavoli europei, lo abbiamo fatto con dignità di popolo, abbiamo guidato presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles la Commissione Energia, Ambiente e Cambiamento Climatico e ancora oggi ne abbiamo la guida perché abbiamo la presidenza di quella commissione. Sulla base di quel lavoro abbiamo avviato un grande progetto di riqualificazione, questo progetto si chiama Sardegna Show 2.0, è il progetto che cambierà completamente la faccia della Sardegna dal punto di vista energetico. Questo progetto è partito, riguarda 66 comunità pioniere che sono le prime che sono partite, che hanno già approvato i PAES, i piani di azione per l'energia sostenibile. A queste 66 se ne aggiungono 40 che la prossima settimana entreranno a pieno titolo dentro, quindi siamo già a oltre 100 comuni, l'obiettivo è quello di portarlo a 377 comuni, noi nei prossimi 5 anni toccheremo tutti i comuni della Sardegna. E in che cosa consiste? Consiste in una cosa molto semplice, ogni amministrazione comunale, ogni realtà realizza
all'interno del proprio territorio comunale un impianto, uno o più impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative. C'è chi ha scelto impianti di cogenerazione, chi ha scelto il fotovoltaico. Sono tutti impianti che portano grande vantaggio al territorio e i cui risultati, le cui utilità, anziché andare alle grandi aziende che vengono a fare questi investimenti, vanno ai cittadini, perché vanno sul bilancio comunale, vanno a ridurre la bolletta energetica dei comuni. Questo è quello che succederà e questo progetto prevede un investimento. Attualmente solo su quei 66 comuni, pensate, sono ben 200 milioni gli investimenti già avviati. Sull'intero territorio della regione saranno 377 comuni per 1,5 miliardi di investimenti e sarà una rivoluzione, sarà una cosa straordinaria. Avremo un abbattimento della bolletta energetica che potrebbe sfiorare anche il 50% e cambia completamente la fisionomia. 5 punti percentuali di PIL e 8.000 posti di lavoro solo con questo. Su questo abbiamo innestato la filiera agroenergetica. La trasformazione del polo di Porto Torres da chimica di base a chimica verde consente la realizzazione del più grande impianto d'Europa per la produzione di polimeri per gli shopper e materiali biodegradabili e consente la realizzazione della filiera corta con l'agricoltura. Questi impianti sono 6 bioraffinerie e una centrale di produzione elettrica a biomasse, richiederanno una quantità ingentissima di oli vegetali di biomasse e questa verrà prodotta in tutta la Sardegna con impianti molto innovativi, un investimento di 1 miliardo di euro con tassi di ritorno altissimi. E anche questa è la rivoluzione. E da questo punto di vista, questo si aggiunge, si abbina a quel grande lavoro che stiamo facendo con il settore dell'agricoltura, perché il nostro desiderio è quello di riportare l'agricoltura al ruolo che merita. Noi all'inseguimento del sogno della grande industria, per questo modello che purtroppo è stato una delusione, che ormai è superato, abbiamo fatto sì che uomini, risorse umane e materiali fossero dirottate dal settore primario verso il sogno dell'industria. Il risultato oggi qual è? Che in Sardegna noi abbiamo, a parità di superficie agricola utilizzata, a parità con altre regioni d'Italia, tipo la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, noi abbiamo una produzione vendibile lorda che è pari a 1/3 della loro. Lombardia e Emilia Romagna 5-6 miliardi di euro, per noi 1 miliardo e 400 milioni, che è un dato bassissimo e fa capire qual è il potenziale, un potenziale straordinario. E stiamo puntando, oltre che sulla filiera agroenergetica, sulle altre filiere tradizionali che possano consentire di fare massa critica e di recuperare questi volumi, che possono dare un contributo straordinario all'economia della Sardegna. Stiamo parlando delle filiere che vanno a braccetto con l'agroalimentare, perché parliamo del vino, parliamo delle carni, parliamo dei formaggi, parliamo dell'olio, parliamo del grano. Questi sono i settori principali che possono cambiare completamente la prospettiva dell'agricoltura. E quindi infrastrutture, energia e trasporti. Sui trasporti l'ho detto, abbiamo fatto delle battaglie epiche e le abbiamo fatte come non erano mai state fatte. L'abbiamo fatto sul trasporto navale, sul trasporto marittimo, abbiamo combattuto la Tirrenia, ci siamo opposti, siamo andati alla Corte Costituzionale, abbiamo denunciato gli armatori all'antitrust, abbiamo avuto l'accertamento del cartello con la comminazione di sanzioni pesantissime, 9 milioni di euro comminati agli armatori. Abbiamo, appena sono scattati gli aumenti degli armatori del 150% che hanno messo in ginocchio la nostra economia, i sardi, abbiamo fatto partire immediatamente la flotta sarda che ha trasportato 500.000 persone, ha trasportato le persone con a bordo prodotti agroalimentari sardi, con personale sardo. Appena è partita la flotta sarda sono ricomparsi gli sconti nelle altre compagnie, sono ricomparsi le tariffe più basse e sulla flotta sarda noi abbiamo fatto un esperimento, il cui esperimento è servito a portare in Consiglio regionale una proposta di legge che è stata approvata per la costituzione della flotta sarda SPA. E voglio spiegarvela bene questa cosa, perché c'è qualcuno che gioca su questa grande battaglia di dignità e di orgoglio. C'è qualcuno che dice che è stato un imbroglio, che è stato un fallimento, che non è servita a niente e che è naufragata. Non è vero, sono tutte bugie.
Prima di tutto vorrei capire, quando si parla di trasporto pubblico locale, quando si parla di trasporto su gomma, i pullman che girano per le città, secondo voi quei pullman sono alimentati e si tengono in piedi e i conti economici si chiudono con il prezzo del biglietto o con i contributi pubblici? Si chiudono con i contributi pubblici perché è normale che sia così, perché il trasporto è uno degli elementi essenziali per una terra e quindi la comunità decide che va finanziato per consentire ai cittadini di pagare il biglietto a quel prezzo. Allora qualcuno mi deve spiegare prima di tutto perché quando si parla di trasporto pubblico locale su gomma si chiama contributo, quando si tratta di trasporto su mare, su nave, che serve a collegare la Sardegna al resto del mondo, serve ad assicurare il diritto di mobilità a un popolo, non si deve chiamare più contributo ma buco di bilancio. Qualcuno mi deve spiegare questa differenza. È assurdo. Allora, noi abbiamo fatto la legge che prevede la costituzione della flotta e il finanziamento della flotta. Quella legge l'abbiamo mandata alla Comunità Europea e stiamo aspettando ancora oggi, dopo un anno, che la Comunità si esprima e che dia l'assenso. Nel frattempo, che cosa fanno alla Comunità Europea? Cosa fanno questi burocrati assoggettati alle lobby? Fanno una cosa molto semplice, prendono l'esperimento che noi abbiamo fatto sulla Saremar, quei 500.000 passeggeri trasportati con grande soddisfazione con tutti quegli effetti benefici e dicono che non dovevamo trasportare quei passeggeri, non dovevamo combattere le compagnie in quel modo, che siamo stati scorretti e vorrebbero farci pagare una multa di 10 milioni di euro. Premesso che noi ci opponiamo, resistiamo e andiamo avanti. Premesso che lo rifarei 1, 10, 100 volte perché l'ho fatto per l'interesse della Sardegna e l'ho fatto anche consapevolmente, l'ho fatto anche con la consapevolezza di forzare la mano perché ne andava del futuro della Sardegna e del diritto alla mobilità dei sardi e quindi l'ho fatto forzando la mano. Tutto questo premesso, voi immaginate la stessa cosa, immaginate di trovarvi a casa vostra tranquilli con i vostri figli, vostra moglie, entra un malvivente armato di fucile e vi prende in ostaggio la famiglia. Voi riuscite con un gesto fulmineo a strappargli il fucile dalle mani, lo puntate verso questo malvivente e lo fate andare via di casa, lo cacciate via dalla vostra casa e liberate la vostra famiglia. Bene, arriva un burocrate europeo che dice: sapete che c'è? Che adesso voi dovete essere incriminati per porto abusivo d'arma. È la stessa cosa, è la stessa identica cosa. Ho parlato della continuità marittima, ma lo stesso discorso vale per la continuità aerea. Io vorrei che fosse ben chiaro una cosa, ascoltate bene quello che vi sto dicendo, perché io vi sto facendo una traccia di una serie di temi che sono le infrastrutture, l'energia e i trasporti e vi sto raccontando una prospettiva futura che parte da un presupposto di cose già fatte, di un cambiamento già iniziato, di rivoluzioni già iniziate, di situazioni che sono cambiate completamente, situazioni delle quali tanti hanno parlato e si sono riempiti la bocca, anche della flotta sarda, tutti ne hanno parlato. Nella precedente legislatura era il mio predecessore che diceva bisogna fare la flotta sarda, quegli stessi che adesso sono critici, perché per loro non viene al primo posto l'interesse dei sardi, viene al primo posto l'interesse di partito, la convenienza politica. No, se l'ha fatto il centrodestra e la devo ammazzare, non importa se serve la Sardegna, ma non è che posso dare un vantaggio a centrodestra perché è protagonista di questa battaglia. E quindi su tutto noi siamo credibili perché abbiamo già avviato dei percorsi e sono percorsi seri, percorsi importanti. Sulla continuità territoriale aerea è la stessa cosa, cari amici, perché di tariffa unica ne parlano tutti, tutti si riempiono la bocca di tariffa unica. E però in questi anni, in questi decenni, chi l'ha fatta? Noi l'abbiamo fatta. Noi l'abbiamo fatta. La tariffa unica oggi è una realtà e i cittadini sardi residenti, così come gli italiani, gli stranieri, tutti possono venire in Sardegna pagando lo stesso prezzo, 45 euro più tasse da Roma, 55 euro più tasse da Milano. E adesso, prossima settimana, scorsa settimana è partita la procedura per la conferenza dei servizi per la CT2 che riguarda altre 6 destinazioni in Italia di altre città con lo stesso schema
e in questo caso un abbassamento come c'è stato nella CT1, perché abbiamo, rispetto alla precedente tariffa, non solo è uguale per tutti, ma è più bassa perché costa 10 euro in meno di quanto costava prima, e sulla CT2 da 69 euro passiamo a 57 euro, 12 euro in meno, tariffa uguale per tutti tutto l'anno per andare nel resto d'Italia. E a chi dice che non funziona, io do un dato molto semplice. Sappiate che gli aeroporti, quelli che funzionano bene, che fanno i migliori numeri di questi tempi, mantengono un bilancio in pareggio, ovvero sia non hanno nessun passeggero perso e nessun passeggero guadagnato. Noi in 2 mesi di esercizio della tariffa di nuova continuità territoriale abbiamo fatto il più 9% negli aeroporti sardi, con 25.000 passeggeri in più trasportati, con 500 voli in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E stiamo parlando di un periodo di bassa stagione, non di un periodo di alta stagione. E questo non è l'unico vantaggio, l'unico elemento positivo, perché è di questi giorni il dato dell'Istat, io ho qua il mio assessore al turismo che lo sa bene, e la Sardegna ha realizzato nell'ultimo anno un incremento in termini di presenze di 1,2 milioni, che significa più 13%, ed è un dato in controtendenza rispetto a tutti. Questo perché le cose non funzionano, Ma voglio dire di più. Ho parlato di questi temi che vanno a aggredire i nodi strutturali, ma c'è un elemento che per noi è quello importante. Noi tutto questo lo facciamo perché il sistema vinca la sfida degli anni che viviamo, dell'epoca che viviamo, e la sfida è quella della competitività, perché i territori competono tra loro. Noi quando diciamo che abbiamo portato 1.200.000 passeggeri in più, abbiamo vinto la sfida con altri sistemi territoriali che cercano di competere contro di noi, dalle Baleari alle coste africane, altri territori che cercano di giocare la sfida del turismo, ma la sfida non è solo quella del turismo, la sfida è globale e i mercati sono diventati globali. E allora questi elementi che noi aggrediamo servono per rendere questo sistema competitivo, per consentire alle imprese e ai cittadini sardi di essere competitive. Ma c'è un dato che per noi è estremamente importante ed è quello delle imprese. Noi dobbiamo aiutare in particolare le imprese, perché se non aiutiamo le imprese a produrre ricchezza, questa ricchezza non potremo mai distribuirla se non viene prodotta. E il nostro obiettivo è quello: le imprese producono ricchezza, le imprese fanno sviluppo, le imprese danno lavoro, e il lavoro è la nostra priorità numero 1. E il meccanismo per noi è molto semplice, è molto diverso da quello dei nostri avversari, perché per i nostri avversari il meccanismo per lo sviluppo ha un gioco che è semplicissimo dal loro punto di vista. Aumentiamo le tasse perché così aumentiamo la spesa pubblica, aumentando la spesa pubblica attuiamo la ridistribuzione del reddito. Noi non siamo per questo gioco. Noi siamo per la diminuzione delle tasse, perché dalla diminuzione delle tasse aumentano i consumi, dall'aumento dei consumi aumenta il valore della produzione delle imprese, dall'aumento della produzione aumenta lo sviluppo, aumenta il lavoro, aumenta la possibilità di benessere per tutti. Questa è la nostra formula e sulle imprese abbiamo lavorato applicando questo. Ci siamo posti il problema e ci poniamo, perché è un'azione iniziata alla quale vogliamo dare continuità nel prossimo futuro. Ci siamo posti il problema su 3 elementi principali, e questi elementi sono la possibilità per le imprese di accedere al credito, perché le nostre imprese in questo momento in particolare soffrono per la mancanza di credito, e con un sistema bancario che ha chiuso il cordone della borsa e si è concentrato a proteggere i suoi bilanci e i suoi conti economici. Il secondo elemento è quello del fisco, perché noi abbiamo un livello di tassazione in Italia che è il più alto d'Europa, e i cittadini sono vampirizzati dal fisco, vampirizzati da Equitalia e mobbizzati dallo Stato.
Il terzo elemento è proprio quello della burocrazia. Allora, questi sono 3 cardini principali per noi e anche su questo noi proponiamo un programma che parte da che cosa? Dalle stesse considerazioni di prima, da cose straordinarie, rivoluzionarie, già fatte. Noi sull'accesso al credito abbiamo creato il più grande fondo di garanzia crediti d'Europa. Sono 250 milioni di euro che sono serviti a garantire i crediti delle imprese e che hanno consentito di erogare alle imprese credito. Abbiamo utilizzato per metà il fondo perché è partito da qualche mese e per la metà che è stato utilizzato le linee di credito già accordate, soldi che sono stati dati alle nostre imprese sono di oltre 300 milioni e appena il fondo verrà utilizzato tutto saranno oltre 700 milioni di euro di linee di credito accordate alle imprese. Voi pensate che l'ammontare delle risorse europee per i prossimi 7 anni per la Sardegna, per 7 anni, quelle risorse europee di cui tutti parlano, che sono una parte importantissima del nostro bilancio, della nostra economia, sono 700 milioni di euro. Noi abbiamo generato lo stesso volume finanziario. Non solo, ci siamo posti il problema degli ultimi, ci siamo posti il problema dei giovani. Tanti giovani uomini, tante giovani donne che avevano un progetto, che avevano un'idea, ma che non avevano i genitori che potevano garantire per loro, non avevano beni al sole, non avevano neanche una storia imprenditoriale, perché la dovevano iniziare questa storia imprenditoriale, quindi non potevano neanche portare un bilancio in banca. E per queste persone, molti di voi lo sanno, lo avranno vissuto sulla propria pelle, le porte delle banche sono sbarrate, sono completamente sbarrate. Noi abbiamo attivato il più grande fondo di microcredito d'Italia. Ho incontrato l'altro giorno un ragazzo, un giovane, Marco si chiama, l'ho incontrato con la moglie, ha 30 anni, con la moglie e il figlioletto, e mi ha ringraziato e mi ha detto: Presidente, io ho realizzato il sogno della mia vita. Il sogno della mia vita era semplicemente quello di aprire una piccola officina, ma non avevo la possibilità, avevo messo da parte un po' di soldini lavorando come meccanico per conto di altri, ma mi serviva un'altra somma, non avevo la possibilità di averla, non c'era una banca che mi faceva credito. Quando ho scoperto del microcredito sono andato alla Sfirs e non credevo alle mie orecchie quando il funzionario mi ha detto che potevo essere finanziato, che avrei incominciato a pagare il debito a partire dal secondo anno e che lo avrei restituito in 6 anni senza pagare un solo euro di interessi. Questo è il nostro microcredito e sono 3.500 le imprese che per lo più sono di giovani e di donne che hanno potuto usufruire di questa condizione. E noi continueremo e raddoppieremo questa dotazione, lo faremo sul fondo di garanzia, lo faremo sul microcredito. Ma c'è un'altra cosa importante e straordinaria che abbiamo già avviato, abbiamo già stipulato una convenzione con la Caritas e abbiamo previsto la prima dotazione in bilancio. Noi stiamo andando ad aprire un fondo di garanzia per le famiglie. Noi vogliamo aiutare le famiglie a uscire dalla morsa delle finanziarie, vogliamo far sì che le famiglie non debbano finire nella morsa delle finanziarie e che possano avere uno strumento che dà loro la possibilità di liberarsi dei debiti delle finanziarie, di avere credito per le esigenze di tutti i giorni, per aiutare un figlio a studiare, per cambiare un elettrodomestico, per cambiare l'auto, per avere le cose che servono per una famiglia normale. Ed è giusto in questo momento di difficoltà aiutare le famiglie a non finire nella morsa di finanziarie e usurai. Questo è quello che vogliamo fare. E poi, dicevo, c'è un elemento importante che è quello del fisco. E qua viene il bello della prospettiva che noi vogliamo dare alla Sardegna. E anche su questo siamo credibili perché abbiamo già iniziato e abbiamo iniziato facendo cose importanti. La Sardegna è l'unica regione d'Italia che ha abbattuto del 70% l'IRAP. È una realtà. L'IRAP è l'imposta rapina. È l'imposta più odiosa che esista perché colpisce le imprese e colpisce tanto più le imprese quanto più hanno dipendenti al busta paga ed è una follia assoluta. Bene, noi l'abbiamo ridotta del 70%. Ne parlavo l'altro giorno col proprietario del bar dove la mattina vado a far colazione.
che anche lui se ne parlava e mi ringraziava, mi diceva: io ho un fatturato che va dai 120 ai 150 mila euro a seconda dei periodi e degli anni, ho 2 dipendenti, riesco a pagare giusto il mio stipendio e ho un IRAP che gli anni passati era di circa 5.000 euro. Quindi 5.000 euro, una fetta importante del mio stipendio, se ne va per pagare l'IRAP. Oggi, con la riduzione, pago un IRAP che non raggiunge i 1.500 euro, e questa è una cosa concreta, è una cosa concreta. Ma è l'inizio, è solo l'inizio. Noi abbiamo fatto un'altra cosa importante in questa finanziaria, abbiamo previsto un meccanismo, abbiamo voluto interpretare la norma nel modo corretto. Riteniamo che le accise che hanno sostituito le imposte di fabbricazione, che avevano un senso molto chiaro, le imposte di fabbricazione servivano per compensare il danno ambientale, sociale, di qualunque natura, legato al fatto di avere nei propri territori gli stabilimenti, le raffinerie, gli stabilimenti per la produzione di carburanti. Ebbene, noi abbiamo una raffineria in Sardegna, una delle più grandi raffinerie del bacino euro-mediterraneo, e queste accise sino a ieri andavano allo Stato. Noi ci siamo ribellati, nel nostro bilancio abbiamo messo l'entrata relativa alle accise e abbiamo approvato una norma di legge che prevede che quelle accise vadano alla Sardegna. Questa a che cosa servirà? Servirà ad avere una entrata nel nostro bilancio che sarà superiore, sarà un ammontare che oscilla tra il miliardo e 1,5 miliardi, che servirà per 2 cose. Per la metà a finanziare nuove infrastrutture, e quindi faremo nuove attività di infrastrutturazione del territorio in tutta la Sardegna. Per l'altra metà servirà ad abbattere le accise, il costo della benzina alla pompa del carburante. E queste sono 2, l'IRAP che è già operativa, le accise che saranno operative da quest'anno, sono 2 cose fatte che vanno in una direzione chiara. E la direzione chiara, cari amici, per noi è una sola, ed è la Sardegna zona franca d'Europa. E anche su questo il nostro avversario ha fatto, qui lo devo apprezzare, lo devo ringraziare, lo devo apprezzare, perché ha fatto un gesto generoso, ha parlato in modo chiaro e trasparente, ha detto con verità quello che pensa, ha detto che la zona franca per lui è un incubo e che la zona franca è un imbroglio per la Sardegna, e ha detto chiaro e tondo che lui la zona franca non la farebbe mai, e di questo siamo certi. E allora io vorrei sapere, ammesso e non concesso, perché tanto questo signore non andrà da nessuna parte, questo è poco ma sicuro, ammesso, lui vorrebbe venire, si propone per la guida alla Sardegna, e probabilmente la prima cosa che farebbe sarebbe quella di prendere carta e penna, scrivere all'Europa, alla Commissione europea, scrivere al Parlamento europeo, scrivere al governo italiano e dire: cari signori, c'è una lettera della Regione del marzo dell'anno scorso che vi propone, vi chiede l'istituzione della zona franca integrale per la Sardegna. Io vi chiedo cortesemente di annullare quella lettera, vi diffido dal dare alla Sardegna la zona franca integrale, e diffido, numero 1, il commissario, il vicepresidente della Commissione europea, che ha dichiarato semaforo verde per la zona franca integrale della Sardegna. Numero 2, diffido il responsabile degli affari giuridici e doganali della Commissione europea, che ha dichiarato che la zona franca si può fare, lo diffido a dare la zona franca. Numero 3, diffido il Parlamento europeo, che 10 giorni fa ha scritto con la Presidente della Commissione Petizioni, rispondendo a quella lettera con grave ritardo, questa è l'Europa dei burocrati, ha scritto dicendo: la questione è ammissibile, rientra nelle questioni di competenza del Parlamento europeo, avviamo l'istruttoria, mandiamo al parere della Commissione europea, e quindi diffiderà tutti questi. E poi, questo però gli verrà molto più semplice, dovrà diffidare il governo italiano,
ma gli verrà semplicissimo diffidare il governo italiano, perché basterà prendere il telefono e fare come è stato fatto per la revisione dell'articolo 10 dello Statuto. La conoscete quella storia? Ve la racconto in un secondo. Noi, per poter fare la diminuzione delle accise, abbiamo modificato lo Statuto della Regione Sardegna. L'articolo 10, che è quello che riguarda la possibilità per la Regione di fare sconti sulle imposte e quant'altro, l'articolo 10 che ci dà la possibilità di fare una politica fiscale sulle nostre spalle, perché noi quella riduzione dell'IRAP ce la siamo finanziata diminuendo la spesa pubblica, tagliando i costi della politica, risparmiando sui farmaci perché abbiamo gestito bene e abbiamo eliminato gli sprechi, abbiamo potuto fare dei risparmi che ci hanno consentito di finanziare quella riduzione di accise. Serviva per poterlo fare una modifica della legge, perché la legge prevedeva la possibilità di farlo, ma solo per le nuove imprese, non quelle esistenti. Dovevamo rettificarlo e prevederlo per tutti, per avere questa possibilità per tutti. Abbiamo attivato un tavolo col governo e questo tavolo ha portato a un risultato, è arrivata una norma di legge, è stata presentata la norma di legge come emendamento sulla legge di stabilità. La legge di stabilità è passata in Consiglio dei Ministri. Sapete cosa è successo nottetempo? Che un deputato del Partito Democratico sardo, preoccupato del fatto che noi potessimo arrivare a un risultato storico, perché questo è un risultato storico, ha chiamato i suoi amici del governo, lui è consulente all'interno di Palazzo Chigi, e ha fatto cancellare la norma nottetempo. L'ha fatta cancellare. Quando noi l'abbiamo scoperto, abbiamo fatto immediatamente una rivoluzione, ci siamo armati, siamo andati a Roma, abbiamo diffidato, abbiamo fatto una giunta, abbiamo piazzato una cagnara senza precedenti. E loro cosa dicevano? Ma che dite? Ma è un imbroglio, non c'era, non è vero che l'abbiamo cancellata. Allora, dopo aver fatto questa lotta, dopo aver fatto questa battaglia, siamo stati per fortuna ascoltati da alcuni esponenti di governo, l'emendamento è spuntato nuovamente fuori, è andato in legge di stabilità, la norma è stata approvata, l'IRAP è diventata una realtà. Ma questo è il loro metodo. Allora loro dovranno fare una cosa molto semplice, dovranno chiamare il Presidente del Consiglio, dovranno chiamare il Zanonato che fa i decreti per le esplorazioni petrolifere al largo della Sardegna e dovranno dirgli ferma qualunque iniziativa sulla zona franca. Sarà semplicissimo per loro, ma questo noi non glielo consentiremo. Questo non glielo consentiremo perché la battaglia della zona franca è una battaglia storica per la Sardegna, perché è una rivendicazione che dura da quando dura l'autonomia, perché negli ultimi anni c'è stato un movimento straordinario di popolo, e sono i movimenti della zona franca, i cosiddetti zona franchisti, che hanno fatto un'opera di sensibilizzazione straordinaria, che hanno avuto il merito di riportare il tema al primo posto dell'agenda politica, che hanno avuto il merito di riportare il tema nelle case, negli ovili, nelle fabbriche, se ne parla dovunque, e hanno avuto il merito di convincere 350 comuni su 377 a deliberare l'istituzione della zona franca integrale. E ai signori che dicono che il percorso è impossibile, io faccio vedere e rimando le lettere della Commissione europea, del Parlamento europeo, che dicono che è possibile. A quei signori che dicono che l'Europa non può concedere una cosa di questo tipo, io ricordo le zone franche di Francia, le zone franche di Spagna, le zone franche di Germania, perché le hanno le cosiddette zone a fiscalità speciale e le hanno da tempo. A chi dice che la Sardegna non può essere zona franca perché le zone franche esistenti in Europa sono territori che non hanno le dimensioni della Sardegna, io ricordo che la Sardegna ha tutti i requisiti perché ha rispetto a quelle dimensioni molto grandi una densità di popolazione molto bassa, ha dei confini naturali che sono quelli che derivano dal mare, ha un'altra caratteristica straordinaria: la Sardegna si trova al centro del Mediterraneo, può diventare la piastra logistica del Mediterraneo. La Sardegna è in posizione strategica: Spagna, Francia, Italia, Africa. È più vicina geograficamente al continente africano di quanto non sia al continente italiano. E la Sardegna ha una grande opportunità che non è quella di diventare la zona franca dei sardi,
che non è neanche quella importante per il Paese di diventare la zona franca d'Italia, è quella di diventare la zona franca d'Europa, perché l'Europa, l'ho detto prima, oggi l'Europa vive una condizione straordinaria. L'Europa vive una condizione drammatica. Ho parlato prima della Grecia, ho parlato prima di Cipro, di quello che sta succedendo in queste regioni d'Europa. Beh, l'Europa deve guarire dal torcicollo, perché tutti quanti noi abbiamo il torcicollo. Noi quando parliamo d'Europa abbiamo il volto girato verso la Germania. Noi guardiamo a cosa fa questa signora, noi guardiamo alla Germania dei banchieri, all'Europa dei banchieri, noi guardiamo all'Europa dello spread e ci dimentichiamo di altro. Se invece guarissimo da questo torcicollo, ci guardassimo intorno, vedremo quello che succede nel Mediterraneo, vedremo quello che succede in Africa. In Africa, pensate, nei prossimi 40 anni ci sarà un incremento demografico per cui la popolazione diventerà 2,5 volte quella attuale, cioè da 1 miliardo diventeranno 2,5 miliardi, e lo dice l'ONU, non lo dice Ugo Capellacci. Nel 2100 diventerà 4,5 volte, 4 miliardi e mezzo di abitanti. Il contributo che quel paese, che quel continente darà al PIL mondiale, ai traffici mondiali, sarà completamente diverso, sarà completamente rivoluzionato, sarà un'altra cosa rispetto al contributo attuale, un'altra cosa. Ebbene, qual è il metodo, qual è il sistema, qual è la strada per sfruttare, per posizionarsi in modo baricentrico rispetto a questo scenario che va a stravolgersi? Qual è, se non quella di avere una zona franca integrale nella quale puntare i cannoni delle opportunità verso l'Africa, nella quale trasformare la Sardegna da ponte tra l'Europa e l'Africa, nella quale dare ai cittadini la possibilità di acquistare i beni senza IVA, dare ai cittadini la possibilità di acquistare il carburante senza accise, dare alle imprese la possibilità di insediarsi con un carico fiscale ridotto, con un potenziale straordinario. Questo è il futuro della Sardegna, questo è quello che noi vogliamo per la Sardegna. È vero che è un percorso difficile, è vero che è un obiettivo alto, è vero che è un obiettivo a medio termine, ma è vero perché è vero che la politica deve tornare ad essere una cosa seria, che non pensa alle cose spicciole, non pensa solo al quotidiano, che pensa al futuro, che legge il presente per interpretare il futuro, che pensa a quello che si farà per i nostri figli, quello che verrà fatto per i nostri nipoti, che pensa a una situazione che è completamente diversa e pensa a costruire veramente. E questo, cari amici, bisogna dirlo in termini molto chiari. Purtroppo oggi viviamo un momento difficile che è dato anche da tanta sfiducia, tanta disillusione. Molti cittadini, dicono i sondaggi, hanno intenzione di non recarsi a votare. Io a questi cittadini voglio lanciare un messaggio, voglio lanciare proprio un appello. E lo faccio per il vostro tramite e chiedo a ciascuno di voi di farlo in famiglia, con gli amici, con i suoi conoscenti. Oggi abbiamo l'opportunità di assumerci una responsabilità che è quella di scegliere una proposta, di scegliere una strada, e potete scegliere la strada del cambiamento che è già iniziato e che può continuare, e ci sono le tracce tangibili, ci sono i risultati tangibili di questo cambiamento. Potete scegliere una proposta o potete scegliere una protesta. La protesta non ci porta da nessuna parte. La proposta consolida quello che è stato fatto e ci porta verso nuovi traguardi, verso nuovi obiettivi che sono a portata di mano e che noi vogliamo raggiungere. La protesta ci lascia affondare nelle sabbie mobili, non cambia di 1 centimetro la nostra situazione. Allora, domenica 16 febbraio, domenica prossima, bisogna andare a votare. Si vota un solo giorno, bisogna andare a votare, bisogna convincere tutti ad andare a votare, bisogna assumersi una responsabilità. È vero che c'è una sfiducia nella politica, ma è vero che in Sardegna c'è una politica diversa e c'è ancora una speranza. È vero che in Sardegna abbiamo fatto tanto guardando prima di tutto a noi stessi, abbiamo fatto riforme per il costo della politica, abbiamo diminuito i consiglieri regionali, abbiamo dimezzato le indennità, abbiamo abolito il vitalizio, abbiamo abolito i fondi ai gruppi, abbiamo abolito i consigli di amministrazione. Io sono 3
3 anni che ho rinunciato all'indennità di presidente e ho venduto l'auto blu, una lussuosa Audi che aveva acquistato il mio predecessore. E viaggio con la mia auto. Allora c'è una Sardegna che ha ancora capacità di fare gli sforzi, di essere sobria, di essere rigorosa, di guardare agli sforzi che fanno i cittadini, di sentirsi vicini ai cittadini. C'è una Sardegna che non ha paura di confrontarsi con i poteri forti, con lo Stato, con l'Europa. C'è una Sardegna che vuole essere al fianco di tutti i sardi, dei giovani, degli uomini, delle donne di Sardegna. C'è una Sardegna che vuole essere tutto questo, c'è una Sardegna che vuole continuare su questa strada. Ieri in viaggio per l'isola, in questi giorni purtroppo sono spesso in giro, o per fortuna perché incontro tanta gente ed è una cosa molto bella e gratificante, però purtroppo perché vedo poco la mia famiglia e dialogavo via messaggio con mio figlio e mio figlio mi mandava un messaggio e mi ha mandato un link di una canzone, un gesto che ho apprezzato molto, e questa canzone si intitola così: I cowboy non mollano mai. Questo è un tiro mancino, non lo sapevo che c'era la canzone. Ebbene, io non mi sento un cowboy, io mi sento uno normale, un uomo che cerca semplicemente di fare la sua parte con convinzione, con passione. Però, finisco subito signora, le do subito la parola, però quello che mi sento è di dire che non ho nessuna voglia di mollare. Io non ho nessuna voglia di mollare. Allora, qua ci siamo noi. Qua ci siamo noi, qua ci sono i nostri giovani, qua c'è la nostra gente di Sardegna, qua ci sono i nostri sapori di Sardegna, qua c'è la nostra musica di Sardegna. Avete sentito? Abbiamo fatto nostra quella bellissima canzone che è Madre Terra per parlare e ricordare di Sardegna. Dall'altra parte ci sono persone che o fanno andare canzoni rock con un improbabile atteggiamento del nonno con i jeans, oppure fanno andare altre musiche che sono musiche tipo Yamme Yamme, Funiculi Funicolà. Noi siamo per un'altra storia e questa è la storia di tanta gente, di tanti giovani, di tanti uomini, di tante donne, dei volti veri della Sardegna, i volti che vedete in questo video. Siamo la Sardegna del coraggio. Un popolo che cresce e non si rassegna. La nostra storia, la nostra lingua. Siamo la Sardegna che mette insieme le sue forze. Un popolo che si batte nel quotidiano. Siamo la Sardegna dell'uguaglianza. La sapienza degli antichi saperi. Siamo la Sardegna della sfida. Siamo qui, ora, insieme. Grazie, grazie. I nostri giovani, ragazzi, venite qua. Il nostro presente e il nostro futuro. Grazie. Buongiorno a te,
alma mater. Ischida estela mía de esos celos. Anima mundi, primo respiro. Madre terra, mamma stella, vittima antica di ogni guerra. Bella mamma addolorata, rispondi al grido della follia. Dai gusta notte, madre terra, sognerò solo pace, alba e sole, anima monti, segno di Dio. Madre terra, pura stella, in onda oblio, per ogni vita. Bella mamma addolorata, rispondi al grido della follia. E nos perdone de tus Madre terra, ora brilla, alza il tuo grido, la tua preghiera. Bella mamma addolorata, madre infinita, buongiorno a te, madre terra. Antico spirito sombras, parenchi beni namie, ti chiedo tornare su Zambene, la vita mia, ti chiedo leare estamos
che se non è più casa mia, sento